Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità. Invoco unità a Mario Draghi nell'accettare con riserva il mandato conferitogli dal Capo dello Stato, unità che fa rima con responsabilità stando al richiamo del Colle, ma le forze politiche sono divise e continuano la loro estenuante partita a scacchi. Per il momento l'apertura più significativa è quella dei Dem. Io spero che ora ci sia il tempo della responsabilità, come richiesta dal Presidente della Repubblica, di tutte le forze politiche, e che il Presidente Draghi possa dar vita a un governo autorevole. Nessun dubbio sulla figura di Draghi da parte della forza politica che ha aperto la crisi, Italia Viva. Mario Draghi, che è una figura non solo riconosciuta a livello internazionale, ma è una figura fortemente europeista che ci dà soltanto che certezze, garanzie di poter lavorare bene sui progetti importanti che ci aspettano come il recovery. Gelidi, 5 Stelle, rimasti orfani di Conte nel tempo di un amen, la linea ufficiale è stata dettata dal reggente Crimi, no a governi istituzionali. Il 5 Stelle ha già dichiarato che non darà la fiducia ad un governo tecnico. Il governo per definizione deve essere un governo politico, deve avere un'investitura pubblica, dobbiamo fare di necessità virtù, non c'è una maggioranza, si va al voto. Ma è chiaro che la carta giocata dal Colle rischia di far saltare l'apparente coesione del centrodestra con una lega sospesa tra ala barricadera e filo draghiana, leggi Giorgetti. Emblematica la reazione a caldo del leghista Roberto Marcato, ospite a Ring. L'ultima parola comunque ce l'avrà Salvini. Questa è una via mediocre. Io non so cosa deciderà il segretario Salvini e lui farà la scelta più giusta. Io resto dell'avviso che comunque bisogna andare al voto. Voto che resta extrema ratio per Forza Italia, mentre è la priorità dei Fratelli d'Italia. Ancora una volta si sceglie un governo tecnico anziché mandare l'Italia al voto. Io trovo tutto assolutamente inconcepibile e quindi credo che la vera parola debba essere quella degli italiani, che si debba andare al voto immediatamente.